Io sono la presidente dell'associazione di danza che vive qui da parecchi anni in via Gioeni e cerchiamo di dare anche un nostro contributo a questa bellissima iniziativa che grazie a Giovanna Cavaleri ci ha coinvolto in questo nuovo comitato di via Gioeni che appunto si è realizzato in poco tempo con la nostra spontaneità e anche la partecipazione di tutti gli inquilini del luogo. Questo, ecco, cerchiamo di dare un buon inizio, ma non per la via Gioeni, ma che serva appunto come un input per tutta la città. Allora, io per quanto riguarda il mio settore ho cercato da anni di educare i bambini, quindi essendo un insegnante anche di danza, e di crescere con questo spiccato buonsenso civico, almeno ci proviamo. Oggi, domenica 6 febbraio 2022, per noi è un giorno importante, per noi abitanti della via Gioeni, ma penso anche per tutta la città di Agrigento. Abbiamo voluto dare un segno a tutta la cittadinanza di recupero del territorio, un territorio che purtroppo spesso è ferito dalla sporcizia, ferito dall'incuria. Senza nessuna ombra di polemica abbiamo voluto, in nome dell'allegria e della partecipazione attiva, dare un segno di partecipazione e di recupero del nostro territorio. Abbiamo costituito un comitato che speriamo nel tempo possa espandersi sempre più, il comitato Gioeni, al quale stanno partecipando con grande senso di responsabilità e di cura, devo dire, nei confronti dello spazio nel quale viviamo tanti cittadini. Abbiamo un proposito, quello di recuperare il nostro rapporto di identità con il territorio nel quale viviamo. La cosa pubblica è pubblica perché è di ciascuno di noi, non è pubblica perché non è di nessuno. E questa è la nostra forza, recuperare la nostra identità con il territorio nel quale viviamo, perché lo amiamo. Ecco. Avete realizzato un elenco di norme civiche che dovrebbero rispettare? Sono 10 regole semplicissime da rispettare, come per esempio non buttare rifiuti per terra, raccogliere le deiezioni degli animali, oppure avere cura di prendere tutti i volantini che vengono spesso lasciati sulle soglie dei nostri condomini, cercare di depositarli in un apposito cestino all'interno dei nostri palazzi, in modo tale che né il vento né l'incuria possano spargerli, anche perché proprio a proposito dei volantini c'è da dire che capita spesso che qualche anziano, qualche bambino mettano il piede su uno di essi e le cadute che ne conseguono sono rovinose e pericolose. Quindi noi vorremmo che la salute dei cittadini venga al primo posto. Noi vogliamo dire: amiamo stare ad Agrigento, amiamo stare nella nostra città, la nostra città ci appartiene e fin quando il nostro territorio è maltrattato non possiamo identificarci in questo luogo così. Che state facendo? Stiamo dipingendo dei sassi ciotola per ciotola, in modo da creare una sorta di fontana che proviene dall'albero.